620 kg di cocaina, che probabilmente almeno in parte sarebbero giunti in Italia, sequestrate diverse tonnellate di sostanza da taglio e oltre 1 milione di euro in contanti. Più 60 arresti tra Belgio e Germania, per lo più di origine albanese e magrebina. Sono i numeri di un traffico internazionale di cocaina scoperto dalla Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito di attività d'indagine dirette dalla Procura della Repubblica, giunte in seguito all'arresto di un 41enne lo scorso giugno, fermato come sospetto jihadista al casello di Meolo Roncade e trovato con 22 kg di cocaina. L'arresto risale a parte Guardia di Finanza di Venezia a quest'estate. Da qui siamo partiti poi in collaborazione anche con le polizie belghe e tedesca, ma soprattutto con la supervisione di Eurojust e Europol, in coordinamento appunto con queste polizie europee, per disarticolare l'intera filiera criminale che vedeva la gestione di un ingente traffico di droga proveniente da Sud America, che entrava in Europa per tramite dei porti del Nord Europa, veniva gestita la logistica e anche la parte, diciamo, di confezionamento, di primario confezionamento nel Belgio, e poi giungeva tra gli altri anche in Italia, dove complessivamente sono stati sequestrati 170 kg di cocaina. Referenti dell'organizzazione transnazionale dalle indagini sarebbero 2 cittadini albanesi dimoranti a Bruxelles, che con l'ausilio di connazionali gestivano i traffici di droga destinati al mercato europeo in generale e anche al litorale veneziano in particolare. Spagna, Francia, Germania, ovviamente Italia, dove è stata sequestrata una quantità cospicua. Qui in Veneto il fermo è stato fatto in provincia di Venezia ed è presumibile che andasse, tra l'altro in periodo estivo, andasse a rifornire il litorale veneziano. Un lavoro svolto in sinergia tra forze di polizia grazie alla costituzione di una squadra investigativa comune. È come se un'unica polizia, a prescindere dalla bandiera, avesse lavorato in via unitaria, tant'è che anche il personale nostro della Guardia di Finanza di Venezia era presente alle operazioni in Germania e in Belgio.